Sindaco Pizzoli e assessore Bertaggia, in questa è l'occasione, faccio vedere, qua siamo all'Excelsior per presentare la festa del riso. Beh, quale migliore location, Sindaco, di questa? Sì, un ringraziamento alla Regione, in particolare all'assessore Cristiano Corazzari che ci ha permesso anche quest'anno di presentare questa festa che ormai è arrivata a livello direi extraregionale e potrei dire nazionale per i numeri che fa di presenza di quella che è la peculiarità del nostro territorio, che è appunto il riso IGP del Delta, che è naturalmente il riso Canaroli, conosciuto in tutta Italia, una peculiarità che ha anche le radici e le tradizioni del nostro territorio ed abbina a quello che è il mondo della pesca, e quindi l'ostrica, la cozza d'op, la vongola verace, a quella caratteristica tutta nostra di Porto Tolle, in quello che è il territorio più giovane d'Italia, ma che ha dato comunque vita non solo a queste esperienze culinarie che presenteremo dal 18 al 21 di settembre, che sta così curando bene il mio assessore Tania Bertaggia, ma da anche questo filone legato al cinema, ed è per questo che siamo qua, ricordando da Michelangelo Antonioni, passando per Rossellini, passando per Mazzacurati, arrivando insomma ai giorni d'oggi anche a pellicole importanti che hanno visto nel nostro territorio film veramente importanti, e così questo palcoscenico ci dà la possibilità di promuovere. Assessore, lei nella sua presentazione ha parlato delle qualità organolettiche del nostro territorio, di questo riso, delle varie eccellenze che abbiamo. Ce la fate come amministratori a far capire a tutto il mondo quanto è importante il Delta del Po da una parte, la provincia di Rovigo dall'altra, e soprattutto la gente che lavora? Io credo che stiamo impegnando ogni risorsa per promuovere il nostro territorio. Io credo che questo messaggio stia arrivando, è chiaro che ci vuole del tempo a diffondere sempre di più i numeri. Ci rendono comunque un ritorno di quello che noi facciamo ogni giorno. L'investimento in termini turistici è importante, ma non solo come investimento, ma come promozione di una cultura del territorio che passa dall'amministrazione, ma deve passare dagli operatori, dai cittadini, che si devono rendere conto in realtà che la nostra area può dare molto, quindi le iniziative devono essere rivolte a raggiungere importanti risultati, ma direi che in modo particolare con la festa del riso arrivano davvero delle persone da ogni parte d'Italia, quindi non solo del Veneto, quindi questo significa che il messaggio viene recepito.